Presidente Serracchiani, l'investimento austriaco segna una rinascita per la zona di Zoppola. Assolutamente, questo è un territorio vocato al legno e arredamento, quindi questo è sicuramente importante, questo investimento, perché è nello stesso settore e dà lavoro sicuramente anche a produzioni straniere, ma in questo caso anche a delle produzioni locali. In più crea nuovi 50 posti di lavoro in un territorio che è costellato lungo la Pontebana spesso di capannoni dismessi e vuoti, quindi riempiamo uno, 50 posti di lavoro significa anche crescita. Sono molto soddisfatta e contenta per il comune di Zoppola, ma per l'intero territorio, e mi auguro ovviamente che questo sia il primo di un investimento di una lunga serie che si può fare in un'area che è stata duramente colpita dalla crisi, ma che ha tutte le condizioni per rinascere. Sindaco Papais, questo insediamento ha un significato particolare per Zoppola sia da un punto di vista urbanistico che economico. Sicuramente rappresenta una straordinaria opportunità per questo territorio, è proprio il caso di dirlo che dopo la pioggia torna il sereno. L'apertura di questo centro sicuramente rappresenta una scommessa importante per Dipo, ma rappresenta anche una scommessa importante per il territorio e proprio per il suo sviluppo, oltre ovviamente all'assunzione di 50 dipendenti, per cui diciamo anche una risposta a questa richiesta importante di lavoro che in questo territorio dove c'è stata una crisi davvero importante di cui aveva proprio bisogno.